Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione di Focus TG. Martedì 27 settembre, insomma sono passate 48 ore dalla domenica elettorale e la politica, le elezioni con i risultati, l'analisi del voto, le ripercussioni e le conseguenze occupano ancora il primo posto per quello che riguarda la cronaca, per quello che riguarda l'attualità e per quello che riguarda anche il palinsesto di questa edizione del nostro giornale. Tanto spazio alla politica, alle reazioni dopo i risultati e cominceremo anche a capire, a delineare il presente e il futuro della politica in Veneto. Tutto questo non ci fa di certo dimenticare la pagina di cronaca, tante notizie dal territorio, i nostri collegamenti con i colleghi dalle varie province e poi gli approfondimenti, altra attualità legata chiaramente alle problematiche delle famiglie, delle imprese, dei comuni, delle associazioni con il caro bollette, con l'aumento dei costi. Insomma, spazio alla fine anche per cultura, sport e spettacolo, quindi un'edizione di Focus TG fino alle 13:30, davvero ricca di contenuti e di spunti. Ma entriamo subito nel vivo perché vi ho anticipato che un'ampia pagina sarà dedicata proprio alla politica e sicuramente tra i temi più caldi in queste ore c'è quello legato al risultato ottenuto dalla Lega in Italia, ma soprattutto in Veneto, un vero e proprio crollo di consensi e di voti che apre a scenari di riflessione, scenari anche di autocritica. Tra i più critici proprio sulla situazione attuale del Carroccio e sulla segreteria di Matteo Salvini c'è da tempo oramai l'europarlamentare ed ex segretario della Lega Gian Antonio D'Arè. Ascoltiamolo. Certo che davanti a una sconfitta del genere un segretario federale che ha a cuore il suo partito si dimette. Tagliente come suo stile oramai da anni, l'eurodeputato e già segretario della Liga Veneta non nasconde più la sua diretta ostilità con l'operato dell'attuale segreteria leghista. Ancora di più oggi, dopo aver seguito con Roberto Bet, consigliere regionale fedelissimo di Luca Zaia, la prima conferenza stampa del dopovoto di Matteo Salvini. Il commento è quello che per lui non è successo niente e in realtà c'è stata una sconfitta devastante che vede la Lega, soprattutto in Veneto, in zone come la nostra, essere doppiata, triplicata da Fratelli d'Italia. Questa è una sconfitta che arriva proprio per errori di segreteria, per errori dello stesso Salvini e soprattutto dello staff che poi lui ha calato sul territorio con nomi e cognomi, con i responsabili che sono i vari Fontana, i vari Stefani, Ostellari, Bitonci, che naturalmente hanno fatto sì e hanno tutelato solo ed esclusivamente il loro posto a Roma, non certo il territorio. Per D'Arè è proprio il territorio che ora deve chiedere un cambio di passo attraverso i congressi, peraltro accennati da Salvini. Quelli che loro chiamano congressi di sezione non sono congressi ma sono soltanto dei rinnovi che una volta si facevano all'interno delle stesse segreterie e si dava comunicazione alla segreteria provinciale. Per fare i congressi invece provinciali mi pare che i tempi siano lunghi, anzi si fa di tutto per non farli. E qui D'Arè chiama in causa i collaboratori di Salvini, chiamati ironicamente non cerchio magico ma pattuglia acrobatica. Una situazione che secondo l'eurodeputato porterà sempre più in basso la Lega, con un'unica soluzione. Bisogna che Matteo Salvini passi la mano a Federica, si vada ai congressi in maniera chiara, semplice. Fare i congressi, siamo 3 anni e mezzo che si cerca di fare un congresso, non lo si vuol fare. Il congresso vuol dire dare legalità e soprattutto autorevolezza ai segretari eletti con un consiglio direttivo e quando si è nella collegialità sicuramente si sbaglia meno. A Treviso la Lega è stata doppiata da Fratelli d'Italia. Prendiamo proprio spunto dal caso Treviso per un'analisi, un approfondimento, per ascoltare le parole del sindaco Conte, che non vive questo voto come una sorta di sfiducia nei confronti della sua amministrazione, ma bensì come una punizione per
tutto il partito del Carroccio. Vediamo. Voti più che dimezzati per la Lega nel capoluogo Treviso. Il Carroccio in città si assesta sull'11,3% quando nel 2018 aveva quasi il 27% e da primo partito diventa addirittura il quarto. Oggi come allora incombeva la campagna elettorale per il rinnovo del sindaco con Mario Conte, amministratore leghista in rampa di lancio, che si trova a fare i conti con un crollo del suo partito e con l'exploit di un alleato che numeri alla mano in primavera avanzerà senz'altro delle pretese. Le tante persone che incontro ogni giorno hanno voluto come punire un po' la nostra linea, soprattutto a livello nazionale, non tanto sulla stima personale o per quanto riguarda la stima rivolta alla politica del territorio, ma forse è stata proprio una punizione alla politica nazionale che evidentemente non convince più. La prima analisi autocritica deve farla per forza il nostro segretario federale, perché ogni buon leader si mette in discussione dopo un risultato, sia che sia un risultato estremamente positivo, sia nel caso di un risultato negativo. Conte non si sente dunque tirato direttamente in ballo dalla scelta compiuta dall'elettorato trevigiano. In realtà, se noi andiamo a vedere le forze che oggi compongono la mia maggioranza, sono esattamente le stesse che hanno vinto le elezioni ieri, quindi se dovessimo fare questo risultato, in realtà il centrodestra in città, il centrodestra a livello nazionale ha dimostrato compattezza e quindi io mi sento assolutamente tranquillo e sereno per quanto riguarda la prossima tornata elettorale, che è quella del 2023. Il sindaco rimarca però che si tratta di due partite differenti. Certo è che Fratelli d'Italia, attualmente rappresentato ai 300 solamente da un consigliere, porterà in dote i numeri delle politiche quando ci sarà da ristabilire i rapporti di forza in vista delle urne. Io credo che come in occasione della tornata elettorale del 2018 prima si vince e poi si discute il peso all'interno della coalizione, anche perché oggi le priorità per i cittadini non sono certo le spartizioni in giunta, ma sono il caro bollette, sono i fondi del PNRR. Abbiamo tanti temi concreti sui quali confrontarci, abbiamo tante risposte da dare ai cittadini e sinceramente oggi raccontare ai cittadini che il vice sindaco sarà di un partito piuttosto che di un altro credo che interessi poco. Prima vinciamo, come è stato fatto in occasione appunto delle politiche, e dopo ovviamente chi più prende più avrà, però non è una questione che appassiona tanto i nostri cittadini. E ricordo che in questo momento le esigenze e le priorità per la nostra comunità sono tutt'altre. E a proposito di territorio, ascoltiamo allora la voce di un altro esponente della Lega del territorio, parliamo del sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, anche lei aperta a considerare, o meglio a suggerire un cambiamento, una profonda analisi del partito. Sentiamo. Gli elettori sono assolutamente sovrani, hanno deciso, l'indicazione è stata netta e non ci sono discussioni. Giorgia Meloni ha fatto una campagna elettorale senza sbagliare mezzo colpo, concentrata sul programma e non sull'offendere gli altri, come magari hanno fatto molte forze politiche della sinistra. Per quanto riguarda la Casa Lega, noi abbiamo fatto il nostro lavoro, il nostro dovere. Personalmente ho sempre fatto campagna elettorale allo stesso modo e quindi a tu per tu, casa per casa. Rossano comunque ha tenuto perché abbiamo 20%, siamo soddisfatti visto le percentuali degli altri comuni del Bassanese, ma c'è da fare molto, c'è soprattutto da riconquistare quei voti che sono andati da altre parti. Il perché, ci sono tanti perché, ci possono essere tante motivazioni, ma il partito è un partito sano che deve solo fermarsi un attimo, riflettere, parlarsi tranquillamente e ricominciare. Nulla è perso. Abbiamo visto che le votazioni sono delle onde. No, abbiamo avuto il PD alle europee anni fa il 40% per poi cadere inesorabilmente. Sembrava che i 5 Stelle fossero padroni dell'Italia anche qui al nord. Adesso abbiamo visto che al nord sono stati
in qualche modo puniti. L'unica cosa da fare è intercettare il malcontento e capire come mai l'elettorato in questo momento non ha dato fiducia alla compagine della Lega e ricominciare da lì per essere presenti alle prossime tornate elettorali con programmi, idee, persone che rappresentino il nostro territorio e che diano le risposte che le persone si aspettano. E questa è la voce di alcuni degli esponenti della Lega. Torneremo più avanti a parlare di questa profonda crisi che si è aperta. Prima però di andare in pubblicità c'è tempo per un altro servizio, perché se da una parte abbiamo ascoltato la voce dei politici, adesso iniziamo ad ascoltare quella dei cittadini. Partiamo da Vicenza. Ho votato. Com'è andata? Benissimo. È un dovere e un diritto. E cosa si aspetta da questo nuovo governo? Beh, spero prima che vadano d'accordo. Poi? Soprattutto loro. E poi che facciano tantissime cose che non sono mai state fatte o che sono state fatte male. Cosa dice a chi non è andato a votare? Che non dovrebbe neanche avere il coraggio di parlare e di esprimere la sua opinione. Dovrebbe accettare o che gli va bene quello come siamo messi. È andata a votare ieri? Sì, sono andata. Che cosa dice a tutte le persone che non sono andate a votare? Che era un dovere e sarebbero dovute andare. Che cosa ne pensa invece di questa campagna elettorale? Com'è andata? Hanno tentato di convincere, di portare più gente dalla propria parte, poi speriamo adesso a chi tocca, insomma, chi riuscirà a fare del bene per il paese. È positiva? Sempre io. Che aspettative ha da questo nuovo governo? Soprattutto che vadano d'accordo tra loro. Sono grandi aspettative, però grandi problemi anche. Non avrà vita facile certamente, perché una crisi così è veramente una crisi grossa. E cosa dice a tutte le persone che non sono andate a votare? Beh, sai, mai come quest'anno c'è stata tanta confusione, perciò sono giustificati. È un astensionismo vergognoso e penso che debbano riflettere. Penso che il voto sia un dovere civico. E in ogni caso, se anche non c'è il partito che rispecchia in pieno le proprie convinzioni, si vota quello più vicino, quello che è meno peggio. C'è stata una bassissima affluenza al voto. Cosa ne pensa? Era prevedibile perché purtroppo è avvenuto uno scollamento dalla politica, anche di persone, per esempio la mia generazione, che la politica l'ha amata e l'ha fatta. E questo è il segnale molto evidente, su cui tutti debbono riflettere, sia chi ha vinto sia chi ha perso, chiaramente. Che cosa vuole dire alle persone che non sono andate a votare? Democrazia e partecipazione. Poi non bisogna dire ecco va male, bisogna andare in ogni caso, perché il voto in democrazia è sempre importante, è sempre una festa il giorno delle elezioni. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra poco con tante altre notizie. Sono da poco passate le 12:15, siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG, noi continuiamo con la pagina politica. Prima però facciamo un attimo il punto della situazione, perché vedremo più avanti tutti gli eletti, vedremo più avanti anche appunto come cambiano o potrebbero cambiare gli scenari politici in Veneto, ma a livello nazionale adesso quali sono i prossimi step prima che il nuovo governo diventi operativo? Ebbene, lo spieghiamo in maniera molto semplice, molto veloce. Il primo passo adesso sarà la convocazione degli eletti in Parlamento, dunque si formerà appunto il nuovo Parlamento con i vari gruppi e insomma saranno convocati gli eletti a Roma, dopodiché si procederà con la nomina, l'elezione dei presidenti della Camera e del Senato.
Fatto questo, si procederà allo step successivo, alle cosiddette consultazioni davanti al Presidente della Repubblica. In questo caso, in genere, il Capo dello Stato riceve nell'ordine prima il Presidente del Senato, poi il Presidente della Camera, dopodiché le varie delegazioni politiche. Compito del Presidente della Repubblica è quello di capire se effettivamente sussiste una maggioranza, e sappiamo che insomma il centrodestra garantisce ampiamente i numeri dopo questa tornata elettorale. Fatto sta che insomma ci saranno queste consultazioni. Vi do solo così un dato statistico, perché nelle ultime elezioni, quelle politiche del 2018, pensate che servirono quasi 80 giorni per arrivare alla formazione della maggioranza. Chiaramente tutto lascia presagire che non sarà così in questo momento, insomma, con questi numeri, con queste elezioni che hanno sancito la vittoria del centrodestra. Dopodiché, quindi dopo le consultazioni con il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato riceverà il candidato premier, in questo caso la candidata, perché parliamo di Giorgia Meloni, che potrà scegliere se appunto accettare l'incarico con o senza riserva. Anche in questo caso insomma è inutile entrare troppo nel dettaglio, accetterà con pieno titolo insomma l'incarico. A quel punto giuramento del Premier e dei Ministri con la famosa cerimonia del campanello. Il governo a questo punto sarà quasi operativo, perché a quel punto bisognerà andare e ottenere il voto di fiducia alle Camere. Completato questo iter, il Parlamento appunto darà operatività al nuovo governo. Questa è un po' insomma tutto quello, la trafila di cose che bisognerà adesso realizzare, concretizzare prima di rendere operativo il governo. Era un piccolo approfondimento, una precisazione che abbiamo voluto dare perché in tanti ce l'hanno chiesta. Noi adesso continuiamo, come vi dicevo, a parlare di politica, perché se prima abbiamo visto le difficoltà della Lega e torneremo a parlare di questo, spazio ai vincitori. Vincitori in assoluto sono quelli di Fratelli d'Italia che ha sbancato anche in Veneto, un successo confermato anche per il senatore Adolfo Urso, che ascoltiamo nel prossimo servizio. Una politica netta, chiara, trasparente, coerente, determinata e in questo momento aggiungiamo anche responsabile, molto responsabile. È il successo che abbiamo avuto in tutta Italia e anche nel Veneto. Ricordo che nel Veneto abbiamo preso, sembrerebbe, il 32,6%, oltre 800.000 voti, un risultato straordinario. Credo che sia la prima regione per Fratelli d'Italia e credo che questo ci carica di grande responsabilità, perché ora è il momento, con la nostra maggioranza di centrodestra, con gli alleati che saluto, io direi con i cittadini comunque, chiunque abbiano votato, che sperano nel cambiamento, nelle riforme, è il momento appunto di rimboccarci le maniche da subito per l'emergenza economica e poi ovviamente subito anche esse per le riforme che il Paese ha tanto bisogno. Spazio ancora alle voci degli esponenti di Fratelli d'Italia che, lo ricordiamo, nei 5 anni insomma è passato dal 4% a oltre il 30% in Veneto. Ascoltiamo. Un ottimo risultato, insomma siamo la prima regione d'Italia come Fratelli d'Italia, siamo il primo partito in Italia, il primo partito in regione, sono motivi di grandissima soddisfazione. L'entusiasmo è palese nonostante la notte insonne per Luca De Carlo, riconfermato al Senato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Il partito ha conquistato una vittoria superiore alle aspettative, raccogliendo consensi a piene mani nel bacino dell'alleato leghista. Avevamo la percezione nelle piazze che fossimo diventati attrattivi per molta gente che ci fermava, che voleva chiacchierare con noi, percepivamo che l'aria era buona. Non mi sarei aspettato un risultato così della Lega, ma si sa, la politica è ciclica. L'importante è che i voti siano rimasti all'interno del perimetro di centrodestra, in modo che si possa governare questa nazione con stabilità e si possano fare quelle cose che i veneti ci chiedono. E sull'autonomia, che molti nella Lega vedono ora allontanarsi sempre più, De Carlo rassicura. Noi abbiamo una parola sola, l'abbiamo data, lavoreremo per il presidenzialismo e per il federalismo e quindi l'autonomia, e quindi non hanno nessun problema, nessun motivo per essere preoccupati i miei amici della Lega.
E la vittoria di Fratelli d'Italia come andrà a ridisegnare gli equilibri nella coalizione di centrodestra che governa la Regione Veneto? Noi abbiamo un assessore, 5 consiglieri, aspetteremo la prossima tornata dove siamo sicuri di contare di più perché saranno i veneti a darci mandato di rappresentarli di più. Candidato di spicco del partito di Giorgia Meloni, l'ex magistrato trevigiano Carlo Nordio, eletto alla Camera. Di lui si è parlato come candidato in pectore al Ministero della Giustizia. La crisi economica, dice, può essere affrontata anche con la riforma della giustizia. La lentezza della nostra giustizia ci costa 2 punti di PIL e poiché in questo momento l'aspetto più importante, ancora più della separazione delle carriere, del CSM, eccetera, è l'impatto che sull'economia può avere la giustizia, l'accelerazione di questi processi sia civili che penali è sicuramente assume un aspetto prevalente. Spazio adesso al Partito Democratico fermo al 16%, ma nella città di Padova le cose sono andate bene con una coalizione che ha voluto sostenere il sindaco Sergio Giordani. Ascoltiamo tutto nel prossimo servizio. 16,1% al Senato, 16,3% alla Camera, deludente anche in Veneto il risultato del Partito Democratico. Lo ammette Giampiero Dalla Zuanna, candidato a Padova nel collegio uninominale Veneto 2. Noi speravamo di fare meglio, devo dire che probabilmente nel risultato deludente ha pesato molto il fatto che non ci fosse una coalizione che è percepita come possibile vincente dagli elettori. È stato veramente deludente la scelta di Calenda che dopo aver fatto un accordo con noi, dopo 24 ore si è tirato indietro. Questo ci ha impedito di vincere almeno decine di collegi uninominali. A differenza di quanto accaduto, il Partito Democratico si conferma primo nella città del Santo. Se noi guardiamo le 3 forze che sostengono Giordani, ossia il Partito Democratico, la lista di Calenda, Azione, Italia Viva e i 5 Stelle hanno la maggioranza assoluta, cioè maggiore del 50% nei voti a Padova. Se poi guardiamo ancora più in dettaglio, ci sono parecchi seggi dove proprio si è vinto anche di molto. Quindi in realtà questo risultato è confortante per la giunta di Padova. Devo dire che è successo a Padova è quello che è successo in molte altre grandi città in cui appunto il Partito Democratico ha vinto nella parte centrale delle città. Bene a Padova città, male nei comuni della provincia, anche dove a governare sono sindaci del Partito Democratico. Sostanzialmente la gran parte del mio distacco della Gardini si è consumata nel Conselvano, nel Piovese, insomma, cioè in quelle zone là, anche in comuni in cui siamo noi che governiamo, dove in realtà Fratelli d'Italia ha fatto il pieno. Ma questo non per demerito dei sindaci, ma perché io dico sempre che quando un'onda parte non la fermi con le mani. Adesso chiudiamo per un attimo la pagina politica, la riapriremo fra poco, andiamo in pubblicità e rientriamo con il blocco di notizie di cronaca. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, come anticipato adesso apriamo la pagina della cronaca che ci porta subito a Schio, scontro nella notte tra 2 auto, feriti entrambi i conducenti. A Schio, incidente nella notte in via Beccarini, a 2 passi dalla stazione ferroviaria. Uno scontro violento tra 2 auto nel quale sono rimasti feriti entrambi i conducenti. Erano le 23:40 quando i pompieri sono intervenuti sul luogo dell'incidente, mettendo in sicurezza le 2 automobili. Operazione durata circa 1 ora e mezza. Intervenuto anche il SUEM. I conducenti, infatti feriti, sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasferiti con 2 ambulanze al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Ancora molte ombre sull'omicidio di Mattia Caruso, il 30enne padovano trovato agonizzante lungo la circonvallazione di Abano Terme. Per gli inquirenti è caccia all'uomo. Una coltellata al cuore. Questo avrebbe ucciso Matteo Caruso, il 30enne residente ad Albignasego, che ha perso la vita la notte tra domenica e lunedì. A stabilirlo con certezza sarà l'autopsia voluta dal pubblico ministero Roberto Piccione, che verrà eseguita con tutta probabilità già oggi.
Intanto le indagini proseguono. Ieri sono stati ascoltati i testimoni, tra cui la fidanzata del ragazzo, sentita dai carabinieri per tutta la giornata, che ha ricostruito la vicenda. Restano ancora molti dettagli da chiarire. Non si sa ancora chi sia l'aggressore, probabilmente l'uomo con cui il trentenne si è allontanato lasciando la fidanzata in macchina. Da una prima ricostruzione dovrebbe trattarsi di una persona dalla pelle scura con un cappuccio in testa. Non è ancora chiaro neanche il movente. Potrebbe essere sentimentale, una discussione nata a causa della gelosia, o anche un regolamento di conti per soldi o droga. Secondo i primi riscontri, la lite sarebbe nata fuori dal locale dove i due giovani avevano passato la serata. Caruso, venditore ambulante di dolciumi ed incensurato, dopo essere stato colpito, sarebbe salito poi in macchina dove lo aspettava la fidanzata e avrebbe percorso qualche chilometro fino a via dei Colli Euganei, alle porte di Abano Terme, dove ha fermato la vettura in una piazzola ed è rovesciato a terra agonizzante. Nonostante il pronto intervento dei sanitari, allertati da dei passanti, l'uomo è morto poco dopo essere arrivato all'ospedale di Padova. Ora è corsa ad identificare l'aggressore. Giallo a Resana per un tentativo di aggressione a una ragazza. I carabinieri indagano. Si è presentato davanti alla sua macchina bloccando nel passaggio e minacciandola con un oggetto metallico coperto da uno straccio. Erano le 7:30 di ieri quando una giovane automobilista di 25 anni è stata aggredita e minacciata da un uomo di circa 40 anni, che dopo aver bloccato la ragazza ha tentato di aggredirla e probabilmente sequestrarla, rompendo il finestrino della sua auto con l'oggetto metallico che aveva in mano. La donna, nel tentativo di salvarsi, ha iniziato a suonare il clacson per attirare l'attenzione di passanti e residenti, che con le loro urla hanno fatto allontanare l'aggressore fuggito in fretta a bordo di un'auto con targa romena, posteggiata poco distante all'accaduto. I residenti, temendo il peggio per la ragazze, spaventati anch'essi dal fatto, avevano allertato i carabinieri e il 118. Fortunatamente nessun ferito, ma la ragazza è stata portata all'ospedale di Castelfranco in stato di shock. L'uomo sembra essere estraneo alla famiglia della ragazza, ma secondo le ricostruzioni dei carabinieri a lei non sconosciuto. Le indagini dell'Arma stanno continuando e ogni ipotesi resta aperta, dal tentativo di sequestro a scopo sessuale a qualche vendetta personale. All'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato per ora posto il divieto di avvicinamento alla ragazza. Adesso andiamo a Grisignano di Zocco, Mieti Trebbia in fiamme, intervengono i vigili del fuoco. Intervento dei vigili del fuoco ieri sera intorno alle 21:30 lungo la SR11 a Grisignano di Zocco per un principio di incendio di una Mieti Trebbia. Il conducente è riuscito con più estintori a spegnere le fiamme fino all'arrivo dei vigili del fuoco di Vicenza che hanno raffreddato la macchina agricola. Rimosso il blocco dei freni, la Mieti Trebbia è stata scortata fino in località Barbano e messa in sicurezza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Paura a Padova ieri per un bambino di 5 anni che si è visto esplodere il tablet in mano mentre lo stava usando. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dai sanitari. Poco prima di mezzogiorno di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via 3 Garofani a Padova per lo scoppio di un tablet con rilascio di fumi mentre era utilizzato da un bambino di 5 anni. Il piccolo è stato subito soccorso dai genitori e successivamente dal personale sanitario della Croce Rossa. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tablet e arieggiato i locali. Il ragazzino a scopo cautelativo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e dimesso alle 16. Sul posto la Polizia di Stato che ha acquisito il dispositivo portatile per ulteriori verifiche. E nella serata di domenica incendio a Teolo in un albergo dismesso, anche in questo caso risolutivo l'intervento dei vigili del fuoco. Alle 18:40 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in località San Daniele a Teolo per un incendio divampato all'interno di alcuni locali dell'Hotel Michelangelo. Struttura ormai dismessa, nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. I pompieri giunti tempestivamente da Abano Terme hanno subito spento le fiamme che avevano interessato una stanza al primo piano con l'incendio di sedie, moquette e materiale vario. Le cause delle fiamme sono al vaglio del reparto tecnico dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Montegrotto. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un'ora.
Ceggia, la chiesa di Ceggia porge l'ultimo saluto a Giuliano De Seta, lo studente di 18 anni, lo ricorderete, morto tragicamente durante uno stage in alternanza scuola-lavoro a Noventa di Piave nel Veneziano. Ad attendere il feretro in una bara bianca davanti alla chiesa di Ceggia, amici e parenti e i compagni di classe dell'Istituto Da Vinci di Portogruaro, che assieme ai docenti e alla dirigente si sono abbracciati con i genitori e il fratello minore della vittima prima della benedizione e dell'ingresso in chiesa. Molte persone assiepate sul sagrato della chiesa hanno potuto seguire la cerimonia grazie agli altoparlanti. Era pieno di vita, allegro, sveglio, sempre sorridente. Si stava affacciando con intraprendenza al mondo e non vedeva l'ora, come voi genitori ben sapete, di diventare grande e indipendente. Aveva il desiderio di imparare e sperimentare nuove abilità. Guardava al futuro con grandi progetti e attese. Per l'ultimo saluto a Giuliano De Seta è stato proclamato il lutto cittadino, uffici chiusi, bar e saracinesche abbassate per 2 ore. In concomitanza con i funerali, in tutto il Veneto gli operai si sono fermati per un'ora di sciopero, 2 in provincia di Venezia, con assemblee nei luoghi di lavoro per aumentare la consapevolezza dei rischi negli ambienti di lavoro e per sensibilizzare le istituzioni a dare risposte concrete. Per l'ultimo abbraccio al termine della funzione, gli amici, i genitori e i compagni di classe hanno letto 3 lettere di ricordo del giovane scomparso. Avremmo dovuto prendere il diploma e guardare il futuro, ma purtroppo il destino non ha voluto così. È passata una settimana e già ci manchi tantissimo. Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori. Alla fine sono stati liberati in cielo palloncini bianchi. E la settimana scorsa un altro tragico incidente, quello lo ricorderete, che è costato la vita a Stefano Bazzacco. Domani l'addio al giovane alpinista di Onara di Tombolo. L'appuntamento è per le 15:30 di mercoledì nella tensostruttura della Proloco a Onara di Tombolo. Qui si riuniranno i familiari, la fidanzata, gli amici e i compagni del CAI per dare l'addio a Stefano Bazzacco. 24 anni, un amore infinito per la montagna maestra di vita. Proprio in montagna è terminata la sua giovane esistenza facendo quello che amava di più. Camminare, risalire, fare fatica lungo i sentieri che ti aprono orizzonti infiniti. Si trovava sulle Alpi Giulie e stava salendo lo Jof Fuart mercoledì scorso. Non arrampicava Stefano, percorreva in solitario una via innevata che nei giorni precedenti altri avevano seguito e ritenuto sicura. A tradirlo la buca in un nevaio che lo ha fatto precipitare per 10 metri senza lasciargli scampo. Il suo corpo senza vita è stato recuperato giovedì dal soccorso alpino, che ha stabilito essersi trattato di una tragica fatalità. Il funerale sarà celebrato in forma laica. E ieri è ricorso l'anniversario dell'eccidio del Grappa a Bassano, una giornata, una ricorrenza priva di cerimonia di commemorazione. Scopriamo il perché. Avete sentito questa campana? Questo è l'unico tributo di Bassano verso i martiri di cui il viale porta il nome. 31 persone uccise insieme a tante altre nei rastrellamenti avvenuti sul Grappa e culminati nell'eccidio del 26 settembre del 1944. Questa campana è stata l'unico tributo e c'è un perché. Quindi nient'altro che un rintocco di campana per questi martiri. Di solito le celebrazioni vengono fatte nel sabato, nel giorno di festa più vicino al 26 settembre, però ci hanno fatto sapere dal comune con uno scarno comunicato stampa che si è deciso di non fare nulla, assolutamente nulla, né sabato né domenica, per non andare
a disturbare, su indicazioni sembra della prefettura e pare delle associazioni interessate, per non andare a disturbare la tornata elettorale. E quindi si va al primo sabato di ottobre, a quasi una settimana ormai dalla ricorrenza, ma sono in molti a chiedersi quanta paura possono fare 31 giovani impiccati a dei Lecci quasi 80 anni fa a una tornata elettorale del 2022. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo con ancora tanto spazio dedicato alla politica, al post elezioni e poi ancora cronaca e attualità. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, ve lo ricordo, saremo in vostra compagnia fino alle 13:30 in un'edizione contrassegnata dalla politica, perché insomma tiene banco tutto quello che riguarda adesso il post elezioni. Allora ritorniamo a parlare appunto di politica, delle conseguenze del voto e ritorniamo a parlare del flop della Lega. Tra i commenti che abbiamo raccolto in Casa Lega di certo non passerà inosservato quello di Giancarlo Gentilini, che ha fatto il punto su Salvini ma anche sul panorama generale del partito del Carroccio. Vediamo. Per me non è stata una sorpresa. Io questa certezza l'avevo acquisita essendo sempre in mezzo al mio popolo e molti cittadini mi dicevano: signor Sindaco, noi non crediamo alla Lega salviniana. Quello ha distrutto la Lega Nord. Ma queste cose io le ho già dette e comunicate alla Regione, al sindaco di Treviso, a Darè, ma tutti quanti erano entusiasti di Salvini, pronti ad applaudire il Dio che era Salvini, il quale diceva, ma proprio da demenziale: io sono sicuro di prendere un punto in più della Meloni. Illuso. La Lega deve cambiare a 360 gradi il suo modo di amministrare. Ci vuole una pulizia etnica in tutti i gangli di comando, perché io da tanti anni ho sempre sponsorizzato come capi della Lega Giorgetti e Zaia, però a un dato momento non parlavano e chi tace non dice niente. Tutti ad angolo retto e io non tollero le persone ad angolo retto, sia chiaro. Sì, Mario Conte adesso, prima avevi l'autostrada, adesso c'è un viottolo di campagna pieno di crode e di cose, e quindi anche la tua speranza di raddoppiare il mandato comincia a diventare molto difficile, perché ricordati che la gente non dimentica, e se a un dato momento ha mandato a Patrasso la Lega, può anche ripetere per la seconda volta la Lega di Treviso. Ricordati che non c'è nessuna Lega come quella di Treviso, e adesso vedo che la Lega di Treviso è al 4° posto. Vergogna, vergogna! È insomma una vera e propria resa dei conti in Casa Lega, durissimo il commento, lo sfogo anche di Roberto Marcato. Sentiamo. È un tracollo mai visto, questo è il dato. In Veneto Fratelli d'Italia, nella terra del federalismo, è più del doppio della Lega. Ci è passato perfino il Partito Democratico, che era praticamente morto, così come a livello nazionale siamo stati spazzati via in alcune parti del paese e siamo stati sostituiti da un altro partito morto come il Movimento 5 Stelle. Credo che sia arrivato il momento, per me è sempre tardi, di una riflessione profonda, molto profonda.
Nelle parole di Roberto Marcato si concentra la rabbia della base della Lega, protagonista di un tonfo che brucia perché annunciato da tempo con appelli rimasti inascoltati. Il nostro popolo ci ha dato una lezione, ci ha detto che non lo rappresentiamo più, questo dobbiamo capire, ce l'ha detto in maniera chiara e netta. Allora o noi torniamo ad essere quel famoso sindacato di territorio oppure noi non abbiamo futuro. Urge una riflessione profonda che significa, secondo Marcato, congressi. Due cose, condivisione con il territorio e congressi. Bisogna fare i congressi, bisogna fare il congresso regionale. Certo, il centrodestra ha vinto le elezioni, la Lega andrà al governo, ma con i nuovi equilibri nella coalizione la strada per l'autonomia pare sempre più in salita. Assolutamente sì, però c'è anche un tema che è molto chiaro. Matteo Salvini a Padova agli amministratori ha detto che nel primo Consiglio dei Ministri verrà approvata l'autonomia. Se non facciamo questo, per me possiamo andare a casa domani mattina. Ma la voce dell'assessore regionale alle attività produttive non è certo l'unica. Di esito drammatico per la Lega parla Giampaolo Bottaccin, che si scaglia contro i commissari che vanno cambiati subito. Afferma, altrimenti l'alternativa è di consegnare la regione infiocchettata a Fratelli d'Italia. Durissimo anche il consigliere regionale Fabrizio Boron. Quando un partito è controllato da 4 commissari nominati, blindati, che si fanno le liste, si mettono nei collegi che vogliono loro, sapendo di essere sicuri di essere eletti, come vuole che vada a finire? E allora noi adesso torniamo ad ascoltare la voce dei cittadini. Prima siamo stati a Vicenza, adesso con il prossimo Vox, quindi con il nostro giro in mezzo alla gente, ci spostiamo a Padova. A 48 ore dalla chiusura dei seggi, Padova si conferma città attrazione centro-sinistra. Ecco le voci dei cittadini raccolte a commento dell'andamento di questa tornata elettorale. Cosa ne pensa? Prima donna comunque che guiderà l'Italia? Ma io non sono d'accordo con questa cosa e sono completamente contro questo partito che è stato eletto. Quindi. Lei pensa che saranno tempi duri quindi per l'Italia? Sì, difficili e probabilmente... io non mi riesco ancora a spiegare perché sia stato mandato via Draghi. Io ho votato Meloni, sono felicissima. Lei pensa che sarà un buon governo? Assolutamente, assolutamente. C'era bisogno di cambiare, assolutamente. Sto tran che non concludeva niente, con sto rispetto di Draghi che non combina niente, perché abbiamo visto come ha fatto per gli extra profitti. Ha fatto una norma che sapeva dall'inizio che era anticostituzionale, quindi ha consentito alle grandi compagnie di non pagare. Qual è il provvedimento che attende con più ansia? Con più ansia attendo un discorso fiscale. Intanto io sono commercialista, quindi sento l'ansia dei miei clienti per quanto riguarda tutte le cartelle, la rottamazione, queste cose qua. Lo vedo come un provvedimento che aveva nel suo programma e che era, secondo me, giusto e spero che lo metta dato. Prima di tutto però che faccia qualcosa per quanto riguarda le bollette. Disastro. Dal mio punto di vista un disastro. Prepariamoci alla catastrofe dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista sociale, dal punto di vista dell'uso che verrà fatto dei fondi del PNRR, quindi io sono molto rattristato da come è andata e da come la gente ha votato. Dopodiché il voto è questo e non ci resta che rispettarlo e sperare che i 5 anni passino veloci. In che Italia si è risvegliata secondo lei lunedì? Io non sono stata molto tranquilla. Io sono nata qui, sono nata a Venezia, però i miei genitori sono stranieri, mio padre è americano, mia madre è araba. I miei genitori hanno lavorato molto per poter avere la cittadinanza italiana e ormai sono molti anni che viviamo qui, però sono molto preoccupata per i miei connazionali che non so se avranno lo stesso lieto fine che ho avuto io. Si è rivelato che non c'è una sinistra e addirittura non c'è una strategia di poter continuare a fare determinate cose, quello è il problema. Per cui era logico che salisse una destra, tra l'altro facendosi anche come si dice, cannibalizzare da una forza che era più o meno organizzata, insomma. Sono d'accordo con il governo che si sta formando adesso. Ogni tanto bisogna cambiare.
Lascia riuscirà a far credere che tutto va bene anche se tutto andrà male. Non ho neanche votato. Ah, sì, come mai? Che non mi interessa. Ci aspettavamo di più, ma vigileremo in seno alla maggioranza. Questo è il commento di Luigi Brugnaro di Coraggio Italia della coalizione Noi Moderati. Abbiamo eletto comunque una senatrice, Michaela Biancofiore e Martina Semenzato qua a Venezia. Speravamo di più nella lista, abbiamo fatto non bene in Italia, ma neanche bene, meglio qua in Veneto, abbiamo fatto il doppio, ma insomma pensavamo di più. Così Luigi Brugnaro ricorda come l'autonomia sia tra i temi sorvegliati speciali da Roma. Io intanto faccio i complimenti a Giorgia Meloni perché insomma, ripeto, la conosco da 10 anni, è una persona seria, credo che amministrerà bene il paese. Noi siamo dentro una compagine di governo, di maggioranza, per cui insomma credo che sorveglieremo anche questa cosa. Già in fase di ripresa dalla batosta elettorale, spiega del resto, in linea con il suo motto Ghea Podemo far. Dico la verità, mi sono rigenerato comunque dopo questa ulteriore batosta e da sportivo ricomincio. Io ho fatto un partito, Coraggio Italia, e partiremo da qui. Dovremo rivedere appunto il nostro radicamento. Siamo partiti, abbiamo avuto un mese di tempo onestamente e in un mese questo ci siamo riusciti a fare. Quindi rumors sulla sua ipotetica candidatura per le regionali del Veneto 2025. Non c'è proprio orizzonte in questo senso. Adesso quello che mi interessa è il Friuli, si andrà a votare il prossimo anno in primavera e il resto sarà la Lombardia, insomma il resto vedremo. Insomma, io mi impegno con i miei cittadini a Venezia, lo onorerò al massimo e al meglio, come ho sempre fatto. E abbiamo sempre governato per chi ci ha votato e per chi non ci ha votato. Abbiamo fatto una campagna elettorale mai contro nessuno. Non abbiamo offeso nessuno, ma noi abbiamo portato avanti le nostre idee. Lo spazio che abbiamo avuto ragionevolmente è stato poco, ma anche dovuto ai tempi rapidi, eccetera. Insomma, ci facciamo le ossa, va ben così. E a proposito di Noi Moderati, nella generale vittoria di Giorgia Meloni da nord a sud, poi soprattutto in Veneto, in tutti i comuni del Veneto, segnaliamo però un caso particolare, il caso di Carmignano di Brenta, dove Noi Moderati, unico caso nazionale, è il primo partito alla Camera. 1208 voti alla Camera e 1159 al Senato. È a Noi Moderati, unico caso a livello nazionale, il primo partito a Carmignano di Brenta con circa il 27%, un dato che porta il candidato al collegio uninominale per la Camera Bitonci al 70% delle preferenze. A raccontare con emozione il dato raggiunto il sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon, candidato nel collegio plurinominale della Camera Veneto 2. Nonostante l'exploit del comune, dove si è anche registrata la maggiore affluenza al voto di tutta la provincia di Padova con il 77,4%, Noi Moderati, che in regione ha raccolto il 2% dei consensi, non avrà alcun rappresentante eletto in Veneto in Parlamento. Spazio di nuovo alle reazioni in casa PD, il flop nazionale ha portato Enrico Letta ad annunciare una nuova fase congressuale, lui non si ricandiderà alla segreteria, in Veneto però il PD ha superato la Lega diventando secondo partito. Assicurerò in spirito di servizio la guida del Partito Democratico nelle prossime settimane in vista di questo congresso al quale non mi ripresenterò candidato. La decisione arriva dopo una nottata sofferta, quando il contatore del consenso si ferma a poco più del 19%. Per il Partito Democratico a livello nazionale è un flop, tallonato di fatto dal Movimento 5 Stelle, mentre il segretario Enrico Letta fa l'annuncio dal Nazareno. Piero Fassino, ultimo segretario dei DS e tra i fondatori del PD, si trova nei nostri studi per la diretta elettorale. Questo il suo commento a caldo. Io ho detto e ribadisco qui, non si risolvono i problemi che abbiamo di fronte con frettolose cambi di segretario. Lo abbiamo già sperimentato nel passato e non ha portato bene. Ma la serata triste del PD, per stare all'espressione usata da Deborah Serracchiani, sembra essere stata meno triste in Veneto. Ci siamo battuti in una terra difficile, complicata, lo sapevamo, pedalando in salita, e mi pare che il fatto che si siano ottenuti 5 punti in più delle regionali e che si sia il secondo partito davanti alla Lega, quando noi eravamo il terzo partito dietro
votato la Lega sia un risultato naturalmente positivo, il che non lenisce naturalmente la sofferenza per la sconfitta nazionale. Per Andrea Martella, segretario veneto che torna in Parlamento, il passo non può che essere cadenzato. E in Veneto abbiamo iniziato un lavoro che sapevamo essere una sorta di traversata nel deserto. Questo lavoro non è ancora concluso, anzi è appena iniziato, e lo continueremo passando per le prossime elezioni amministrative di Vicenza e di Treviso e guardando la scadenza delle elezioni regionali. Adesso però la parola deve passare ai territori, fa intendere da Treviso il segretario provinciale Giovanni Zorzi, e qui non manca una stoccata ai piani alti. Credo che la segreteria nazionale abbia dovesse un po' più prestare attenzione al territorio, alle istanze. Le faccio un esempio: in campagna elettorale in questi ultimi giorni nei mercati, insomma nelle piazze, mentre si parlava, la polemica nazionale era sul dibattito Orban sì, Orban no, la gente mi chiedeva quali sono invece le proposte del Partito Democratico sul caro bollette. Ho bisogno di sedimentare un pochino e capire con quale linea andare avanti. Io spero proprio che la linea sia quella di avere come centro il bene comune del paese e non le careghe, non le poltrone. La politica è servizio e non sono parole queste, sono sostanza. O noi recuperiamo davvero questo spirito, altrimenti la gente ci vede come partito dell'establishment o poco altro. E a proposito di Partito Democratico, noi adesso ci colleghiamo con Belluno, dove c'è Roger Demenec, l'esponente del PD. Sì, buongiorno a voi, sono con Roger Demenec, per 10 anni parlamentare alla Camera dei Deputati per il Partito Democratico. Ieri i risultati elettorali hanno ridisegnato la mappa dei palazzi della politica italiani, ma hanno anche detto cose molto, molto chiare, soprattutto sul Lega e sul Partito Democratico. Demenec, un Partito Democratico che probabilmente non è riuscito a stare vicino ai territori. La pensa così anche lei? Dobbiamo ammettere che nella composizione delle liste, soprattutto nella campagna elettorale, la prossimità del nostro partito è venuta un po' a mancare. Tanto è vero che in questa fase, con un nuovo Parlamento che ovviamente sconta il taglio del numero dei parlamentari, parecchie province del nostro Veneto non saranno rappresentate, non soltanto Belluno ma anche Rovigo, Verona e di fatto Vicenza, non ha parlamentari del territorio. Questo è un tema importante. Io credo che un partito moderno, e sarà una riflessione che dovremmo fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi come Partito Democratico, deve intrecciare la capacità di rappresentare la politica, anche quella a livello nazionale, ma anche e soprattutto i territori che devono avere un valore. Questa è la riflessione che facciamo dentro il PD, ma che credo debbano fare tutti i partiti, perché lo stesso problema, lo ha detto bene lei, lo ha per esempio in questo Veneto anche la Lega, che parte come partito fortemente territoriale ma che oggi vede su questo tema una forte difficoltà. Senta, è anche strano, no? Perché proprio il segretario Letta aveva lanciato sul Nevegal l'anno scorso, la scorsa estate, l'importanza della montagna, dei territori estremi, dei territori che vivono evidentemente una situazione, inutile girarci attorno, una situazione completamente differente rispetto alla pianura, e non è certamente una novità. L'attenzione è stata solo a parole. Diciamo che la difficoltà del momento politico si riconosce anche in questo. La difficoltà viene fuori che nel momento delle scelte fondamentali, come la composizione di un quadro, di un gruppo dirigente, le scelte sono state diverse, e su questo, ripeto, dobbiamo aprire una riflessione. Da una parte, come territorio bellunese, io credo che dobbiamo lavorare da oggi anche costruendo una rete
una rete delle Alpi, una rete delle aree interne e cercare quindi delle alleanze anche fuori i confini della nostra provincia per cercare di portare a casa dei risultati, ovviamente, che magari prima potevamo intercettare in maniera diretta, perché nello scorso Parlamento la rappresentanza bellunese è stata veramente molto forte, e questa volta invece dovremmo cercare questa rete anche per sostenere, insomma, il nostro territorio, contribuendo. Io credo poi alla fine che con grande tranquillità possiamo tutti contribuire alla vita democratica del nostro paese quando siamo dentro le istituzioni, ma anche da fuori. Quindi su questo, insomma, l'appello è esattamente questo, di cercare di lavorare, collaborare per costruire questa rete e per ribadire l'importanza dei territori come i territori di montagna, che è vero, però dobbiamo sottolineare che hanno bisogno ovviamente di avere maggior considerazione da parte di tutti i partiti e da parte delle istituzioni in generale. Senta, se ne va, parliamo anche di lei, perché dopo 10 anni di presenza alla Camera dei Deputati a Roma, lei questa volta resta a casa, nonostante sia stato candidato, ma l'avevamo detto, no? In una posizione che era davvero impossibile. Ci parla un po', ci fa la sintesi un po' del suo impegno alla Camera dei Deputati? Beh, io ho accettato, giustamente credo, una posizione un po' complicata, diciamolo così, nella lista del Partito Democratico, perché credo poi che nella vita dentro un partito si riceve per un periodo, si può anche dare in un periodo, e quindi mi pareva giusto contribuire, insomma, a questa campagna elettorale. Devo dire con grande soddisfazione personale e anche devo dire come Partito Democratico bellunese, che il lavoro, proprio quel lavoro, quel radicamento territoriale che abbiamo cercato di costruire in questi anni ci è stato riconosciuto, insomma, tante dimostrazioni di affetto, di vicinanza in questo momento complicato, che vuol dire, insomma, che in questi anni il lavoro che abbiamo fatto, non è mai facile fare un lavoro importante a Roma, ma mantenere il radicamento sul territorio. Ecco, personalmente ho cercato di fare questa cosa anche in maniera molto pratica, quindi facendo sì le riunioni a Roma con i ministri, nei ministeri, ma cercando di dire a quei ministri di venire a Belluno. Io cito sempre una cosa che mi sta particolarmente a cuore, la cura del ferro, e quindi l'elettrificazione della ferrovia arriva proprio da tante riunioni a Roma, ma ad aver portato qui il Ministro delle Infrastrutture e aver finanziato quell'opera. Ecco, questo è stato il modo di lavorare, e devo dire con un pizzico di soddisfazione che mi è stato riconosciuto proprio in questa campagna elettorale, insomma, complicata da una parte, ma ricca di soddisfazione dall'altra. E come dicevo, insomma, nella vita politica poi uno deve cercare di contribuire a prescindere dal ruolo che ha, perché sennò è troppo facile quando uno ha un ruolo contribuire e poi scappare. No, io cercherò comunque di dare il mio piccolo contributo per questo territorio a cui voglio un bene dell'anima, anche dopo in un altro ruolo, nelle vesti, una nuova veste, insomma, che ci sarà nel futuro. Intanto tornerà nella sua veste lavorativa di funzionario? Sì, assolutamente sì, come è giusto che sia, insomma, anche questo credo sia una cosa che sta dentro anche una politica che è un periodo della tua vita, ma a cui, insomma, si può alternare con la vita lavorativa. Uno ha la sua professionalità e tornerò a fare il mio lavoro anche con grande soddisfazione, come sempre. Grazie, la ringrazio Roger Demenec, e vi restituisco la linea allo studio. Grazie, e noi allora da Belluno rientriamo qua in studio per lanciare la pubblicità. Piccola pausa, restate con noi. Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora chiudiamo definitivamente per questa edizione la pagina della politica. Abbiamo analizzato il voto, abbiamo cercato anche di entrare in casa dei vari partiti per testare il malcontento e la soddisfazione, per capire cosa faranno, cosa hanno intenzione di fare, vincitori e vinti. Adesso però, prima di tornare a occuparci di cronaca e di attualità, lasciamo che a chiudere il discorso legato proprio alle elezioni e al nuovo governo siano le categorie economiche che chiedono in maniera chiara
al nuovo esecutivo di essere risoluto e veloce nel risolvere i problemi più impellenti, uno su tutti il caro bollette. Il tempo delle promesse è finito. Nel programma elettorale di tutti i partiti c'erano provvedimenti immediati al caro bollette. Le associazioni di categoria non hanno dubbi. Il problema dell'energia deve essere affrontato subito, lo hanno detto tutti anche in campagna elettorale. Vanno bene sicuramente i provvedimenti che finora sono stati presi, però bisogna prenderne altri, bisogna fare un programma a lungo termine di investimenti in modo tale da poter essere meno dipendenti da altri. Gli fa eco Matteo Ribone, direttore della CNA del Veneto. Noi ci aspettiamo che il governo negli affari correnti dia risposte alla questione energetica per le famiglie e per le imprese, perché questo è il punto centrale e che necessita di un'azione veloce, perché il 1° ottobre comincia una stagione anche dal punto di vista del riscaldamento e di tutto quello che ne consegue. Una situazione che pesa in maniera grave sulle imprese e sulle famiglie, commenta Mario Pozza. E questo vuol dire diminuire la capacità di spesa, questo vuol dire mettere a rischio posti di lavoro nel mondo del commercio e non solo nel mondo del commercio, ma soprattutto un impoverimento che può portare anche a delle tensioni sociali. Non solo, Ribon spiega anche che il tempo per la formazione del governo dovrà essere rapido, anche perché quello che accade a livello internazionale non ci consente di rimanere in una situazione di stallo. Non solo. È evidente che questo governo, questa comunque maggioranza, dopo vedremo insomma quando verrà formato il governo, ha dichiarato anche nelle proprie attività, nei propri programmi, di avere un'attenzione particolare al mondo della piccola impresa e dell'artigianato e dei contesti produttivi, e mi aspetto questa attenzione, che questa attenzione venga poi da subito sviluppata attraverso un coinvolgimento, un patto sociale anche con le parti sociali. Per quanto riguarda il Veneto, conclude Ribon, l'auspicio è che gli eletti sappiano rappresentare il territorio e abbiano attenzione alla specificità di queste zone. E allora addentriamoci nel discorso che riguarda le difficoltà che stanno attraversando trasversalmente famiglie e attività commerciali, quello del rincaro dei costi dalle bollette alle materie prime sempre più care. Siamo stati in un panificio. Troviamo all'interno del laboratorio di produzione del panificio del signor Aldo Diaferio, che è vicepresidente anche dei panificatori di Ascom Padova. Ecco, abbiamo detto rincari. I rincari sono arrivati, li abbiamo visti anche nelle nostre famiglie, è soprattutto l'energia elettrica quella che vi ha preoccupato, perché ogni panificio è un'azienda energivora. Sì, ha detto esattamente lei, proprio l'energia elettrica è quello che ha fatto scoppiare la bolla, però niente toglie che ci siano stati tanti altri rincari, cominciando dalla farina all'inizio della guerra e non è più scesa. Adesso il lievito è quasi raddoppiato dall'inizio, da marzo a questo periodo, e tutto quanto dal confezionamento alle materie prime di qualsiasi genere, e i cereali anche quelli sono schizzati via. Panettiere da 46 anni, Aldo Diaferio ci racconta una stagione difficile del lavoro che ama. Stretti dai rincari, anche panifici come il suo sono costretti a ritoccare i prezzi. Minimamente del 2-3%, perché capisco anche i miei clienti, ma io ho anche potuto farlo personalmente perché la mia azienda propone anche tanti altri tipi di prodotti, però un panettiere che sia proprio un panettiere puro, per stare dentro i costi meno del 15% non potrebbe aumentarlo, per stare dentro a guadagnarci quel poco che è giusto, insomma, che uno che ha un'azienda. Una pagnotta da 50 centesimi dovrebbe essere venduta a 75 per essere remunerativa, racconta Diaferio, ma simili aumenti non possono sostenerli le famiglie, e allora anche i panettieri ricorrono ad accorgimenti. Ho la cella che fa lievitare il pane, prima mi faceva freddo, che io potevo fare il pane a sta ora qua, e piano piano lui dal freddo diventava caldo, la notte potevo cucinarlo. Era una roba che consumava parecchia corrente, e quello l'ho eliminata. Però eliminando una cosa del genere dobbiamo venire su un'ora prima la notte, è sempre più il sacrificio che ci viene dato a noi, e senza riscontro
non va bene. Grande lo sconforto della categoria, con colleghi che scrivono messaggi come questo: ho già perso un figlio, non posso perdere anche il mio panificio, senza pensare che le attività dovranno iniziare a restituire i prestiti ricevuti durante la pandemia. Chi ha ricevuto 30.000 euro, che era in linea con tutti i prestiti, perché quasi tutti hanno fatto qualcosa là, adesso si trova una rata sui 350 euro al mese da restituire, perché anche se sono 30ennali, 20ennali, roba, però quella è cosa, bisogna darli. Dalla provincia di Padova a quella di Vicenza, in questo caso a Bassano del Grappa, dove siamo andati proprio a raccogliere ulteriori testimonianze da parte dei commercianti della città. Siamo sicuramente tutti molto preoccupati perché già abbiamo dei costi collaterali con personale, lo Stato, e tra una cosa e l'altra non è facile sicuramente da gestire. Quello che sta arrivando e quello a cui dobbiamo far fronte per l'energia gas, l'energia luce, sicuramente è preoccupante, anche perché non possiamo sicuramente alzare i prezzi in maniera troppo esponenziale e dobbiamo anche attenerci a quelle che sono le tasche. E come puoi vedere anche noi qua non abbiamo clienti, chiudiamo perché le bollette sono aumentate il doppio, poi vedremo quest'inverno con il gas, con il riscaldamento cosa si fa. Logicamente puoi ritoccare un po' i prezzi, i giornali noi non possiamo ritoccarli, abbiamo qualcosa di cancelleria, però non puoi aumentare più di tanto, insomma, ecco, sarà un problema. Cerchiamo di tenere duro e speriamo il governo ci dia una mano, insomma, a tutti a risolvere questa situazione che è veramente drammatica, insomma. Sarà un inverno molto molto tosto. Dal punto di vista commerciale vedrò una grande flessione, perché purtroppo se prima la gente spendeva X, adesso spende la metà di X, perché comunque prima giustamente si deve scaldare, le bollette incideranno moltissimo proprio come guadagni per le attività. Anche nel mio settore ho visto comunque un calo del 10% fino adesso. Il caffè è la seconda bevanda più bevuta al mondo, però se uno deve scegliere paga la bolletta e beve meno caffè. E sulla questione del caro bollette è iniziata anche la protesta social di Confartigianato. C'è il cappio della spina della presa e in chiara evidenza che appunto l'energia ci sta strozzando, quindi speriamo che appunto questi enti locali e altre associazioni ci possano aiutare a rimanere in piedi. Da settembre 2021 ad oggi le piccole imprese padovane hanno pagato per l'energia elettrica 443 milioni in più rispetto all'anno precedente. A rilevarlo la Confartigianato Padovana, che lancia una protesta social a cui stanno aderendo molti imprenditori, in primis quelli del mandamento termale, che conta circa 500 imprese a rischio per il caro energia. Noi cerchiamo con la Confartigianato di sostenere le nostre aziende tramite il consorzio che abbiamo, che è un CAEM, Energia e Gas, e oltretutto chiediamo anche alle banche che ci diano un credito a tasso possibilmente a zero o poco più. La campagna social condivisa con gli scatti degli imprenditori che ci mettono la faccia e chiedono aiuto alle istituzioni per sostenere i rincari delle bollette. Facciamo il punto della situazione legata al Covid in Veneto, perché c'è stato, e dobbiamo segnalarlo, un balzo importante dei contagi e dei decessi da Covid-19 in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono superati i 6.000 nuovi casi di persone che hanno contratto il virus, per esattezza 6.395, questo il delta dei nuovi positivi, in notevole aumento rispetto ai poco più di 1.000 ad esempio che si sono registrati domenica, anche se insomma sappiamo che i dati della domenica e del lunedì sono sempre
parziali e non completi. Il totale dei contagiati da inizio pandemia sale dunque a 2.261.171 persone che hanno contratto il virus. Sono state 12 le vittime nelle ultime 24 ore, quindi il totale in questo caso sale drammaticamente a quota 15.470. Aumentano di conseguenza anche i numeri sugli attuali malati, che sono poco meno di 42.000, 41.958, pensate 3.043 in più rispetto alle ultime 24 ore. Risalgono più 26 i contagi in area medica, quindi non in terapia intensiva, sono 512 in Veneto le persone ricoverate negli ospedali per Covid, scendono fortunatamente di 3 le terapie intensive. Questo per quanto riguarda il bollettino Covid di Azienda Zero. Noi adesso voltiamo decisamente pagina, parliamo di una competizione tecnica, di un momento anche di ritrovo internazionale, perché il 1° ottobre torna la Dolomiti Rescue Race, organizzata dalla stazione del soccorso alpino di Pieve di Cadore con il supporto della seconda delegazione Dolomiti Bellunesi e del soccorso alpino e speleologico del Veneto. Presentata l'11ª edizione della Dolomiti Rescue Race, manifestazione internazionale riservata ai componenti dei Mountain Rescue Team di tutto il mondo, con concorrenti dai 18 ai 70 anni. A Pieve di Cadore abbiamo deciso di portare i soccorritori per una giornata di festa, per conoscerci in un altro ambito e riunire quelle che sono le nostre capacità in una manifestazione, ma anche in una festa per tutti i soccorritori d'Italia e non solo. La partenza, sabato 1° ottobre, sarà al Praciadelan, nel comune di Calalzo di Cadore, mentre l'arrivo sarà verso le 11 nella centralissima piazza Tiziano a Pieve di Cadore. I 17 chilometri del percorso si sviluppano sulle pendici dell'Antelao, con 2.200 metri di dislivello complessivo. Il record di 1 ora e 58 appartiene proprio ai padroni di casa, mentre la media si aggira tra le 2 ore e mezza e le 3. E all'interno delle prove tecniche, corda doppia, montaggio barella, dei tratti attrezzati in parete dove devono comportarsi da alpinisti, per cui sfruttare e utilizzare i materiali che abitualmente si usano nei soccorsi. L'anno scorso in gara c'erano una 70ina di squadre provenienti da tutta Italia, isole comprese, e sono attesi team di Mountain Rescue da Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Austria, Croazia e Slovenia. E si è rinnovato anche quest'anno l'antico suggestivo rito della transumanza in altopiano, uomini e animali che sono tornati a casa dopo un'estate non certo facile. È tempo di transumanza, stiamo scendendo dalle pendici dell'Isser, da Malga Campetti IV, Lotto, Valmaronna in zona di Enego fino a Stoner, frazione di Enego, e poi giù nella contrada di Codeluna per portare una ventina di vacche grigio alpine e rendene e qualche capra dall'alpeggio fino alle stalle dove passeranno l'inverno. È una grande emozione poter partecipare a un evento come questo, a una tradizione che si rinnova ogni anno. Scelgono di scendere a piedi perché dicono è giusto così, non c'è altro modo, e noi andiamo con loro per potervelo raccontare. San Matteo è passato da un pezzo ormai e una alla volta le malghe dall'altopiano dei 7 comuni si preparano al lungo inverno. Uomini e animali scendono a valle nelle stalle di pianura o dei paesi del comprensorio dopo un'estate che è stata molto complicata. La siccità si è fatta sentire e anche l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime ha influito sull'economia del tessuto malghivo più importante d'Europa. Ma malgari e casari delle terre alte vicentine hanno saputo rispondere con la qualità e il rispetto di ambiente e tradizione alle sfide di una stagione molto difficile. Per l'anno prossimo bisognerà trovare nuovi equilibri e nuove risposte. Per quest'anno la conferma che il rapporto fra malghe e territorio è fortissimo arriva proprio dalle transumanze, grandi e piccole, giù fino alla pianura ancora accaldata o fino ai prati verdi di Enego. Quel che non cambia è la magia di un rito antico che tornerà con i suoi campanacci fino a quando esisteranno le malghe.
Parliamo adesso di sicurezza, ci spostiamo a Vicenza per un'iniziativa legata proprio alla sicurezza che metterà in rete tutte le 113 telecamere di videosorveglianza a vantaggio delle forze dell'ordine locali. Obiettivo sicurezza, anzi obiettivi puntati per la sicurezza dei cittadini, perché sono 113 le telecamere dislocate nel territorio comunale che da oggi si mettono in rete, collegando di fatto tutte le forze dell'ordine per il monitoraggio del territorio. Si conclude il percorso che vede connesse Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza al sistema di videosorveglianza del comune gestito dalla Polizia locale. La Guardia di Finanza Vicenza è una delle forze di polizia, è l'ultima che mancava nel collegamento al sistema di videosorveglianza, che ci consente da un lato di concorrere all'attività di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in stretta sinergia con le altre forze di polizia e con la polizia locale, ma soprattutto ci consente di porre in essere delle attività investigative importanti, non soltanto nel settore della polizia economico-finanziaria, che è tipico della Guardia di Finanza, ma anche e soprattutto nelle attività più generiche di contrasto ai traffici illeciti. Questa è la sala operativa nella sede del Comando Provinciale della Finanza. Ogni operatore ha accesso alla visione live delle telecamere e delle registrazioni relative ai 7 giorni precedenti. Uno strumento in più contro la criminalità che rappresenta un valore aggiunto per prevenire e contrastare la commissione di illeciti sul territorio iberico. Noi siamo assolutamente convinti che lo strumento tecnologico rappresenta un prius oramai ineliminabile da questo punto di vista. Appunto in questi anni si sono fatti dei progressi significativi, il numero delle telecamere qui a Vicenza comincia a essere importante, peraltro circa un anno fa d'intesa con l'amministrazione comunale abbiamo pensato ad approvare un vero e proprio piano di videosorveglianza urbana per individuare i luoghi dove comunque questo tipo di strumenti vanno collocati, anche a prescindere dalla concreta realizzabilità in quel momento. Li abbiamo individuati con una sorta di scala di priorità, in modo tale che l'amministrazione, man mano che si rendono disponibili finanziamenti da parte dell'amministrazione regionale oppure con l'accesso ai fondi sicurezza del Ministero dell'Interno o con fondi propri per carità, possa realizzarlo. Non solo, tra le telecamere ci sono anche i Targa System, il sistema per il tracciamento delle targhe. L'amministrazione comunale annuncia già il potenziamento rispetto a quelli attuali, siti in via Trieste, in Riviera Berica e sulla Marosticana. In previsione del 2023 implementeremo i Targa System con ulteriori 3 portali. E adesso parliamo della festa dell'uva a Sant'Eusebio, siamo a Bassano del Grappa, un evento che è diventato oramai parte della tradizione. Migliaia di visitatori a Bassano per celebrare la vendemmia con la festa dell'uva a Sant'Eusebio, una 3 giorni ricca con protagonisti assoluti i vini locali e le tradizioni. L'evento è iniziato venerdì con gli appuntamenti legati alla vendemmia, sabato poi il via ufficiale alla 21esima edizione della festa con la collaborazione della famiglia Bianchi Michiel, degli alpini, del quartiere, della parrocchia e della compagnia dei Canevaroli. Il territorio ha ancora una volta confermato il legame con questa iniziativa che è diventata oramai tradizione. Un'intera comunità si è ritrovata sotto i grappoli e attorno alle tavole imbandite. Immancabile il gioco della pissotta, ma c'è stato spazio anche per un concorso fotografico e per tanti brindisi alla pace, al futuro e alla salute, dandosi appuntamento all'anno prossimo con magari un vino rinforzato fatto da uve antiche bassanesi, un vino a cui abbinare il piatto più prelibato, la tradizione di chi crede nel futuro. E a Treviso ottobre sarà il mese del bambino, un'iniziativa promossa dal Comune con il supporto delle associazioni, degli enti del territorio e il coordinamento dello Spazio Famiglia di Treviso. Ottobre è il mese del bambino a Treviso, al via per la 4ª edizione un intenso programma di attività gratuite per grandi e piccoli che daranno l'opportunità alle famiglie di conoscere servizi e di costruire una riflessione comune attorno al tema e al valore dell'infanzia. Il 2 ottobre apriremo con la festa delle famiglie e delle associazioni sulle mura presso i bastioni San Marco. Io consiglio di essere a quella giornata perché lì si può scoprire tutto il programma del mese, ma soprattutto si possono conoscere proprio le associazioni
associazioni attraverso attività e attraverso punti informativi. Le associazioni che si occupano di infanzia a Treviso sono tante, compito del comune è coordinarle per fare rete. Ricco il calendario di eventi, si apre con il tema dei diritti dei bambini al Teatro Comunale Mario del Monaco sabato 1 ottobre alle 20:30 con uno spettacolo musicale di solidarietà bambini vittime della guerra in Ucraina. Sabato 15 in Piazza Borsa per tutto il giorno in collaborazione con il SUEM si potrà assistere a dimostrazioni utili alla prevenzione degli incidenti in età pediatrica e non solo. Abbiamo un calendario poi ricchissimo dall'allattamento ai temi per la genitorialità, ma anche momenti dedicati alle associazioni, ad esempio per trovare una linea comune su come approcciare i social e quindi tutti i nuovi media nel rapporto con le famiglie e i ragazzi. Si conclude il 29 ottobre a Cade i Carraresi con un convegno dell'UCIPEM. Le famiglie dovranno affrontare un inverno difficile con il caro energetico, la povertà e gli sfratti sono in aumento, come le richieste di aiuto ai servizi sociali. I comuni si stanno organizzando ovviamente con dei fondi a disposizione, però i comuni possono fare una piccola parte, quindi è importante che arrivino in tempo rapido risposte strutturali dal Governo nazionale. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG. Non mi resta che intanto ringraziarvi per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e poi vi do appuntamento questa sera con i nostri approfondimenti, i nostri spazi dedicati all'informazione, TG Bassano, TG Vicenza e l'immancabile Focus con il direttore Luigi Bacialli. Buona giornata a tutti, appuntamento con Focus TG domani alle 12.